Pensiero del giorno. Martedì 29 luglio. Scegliere la speranza. La speranza è una grande virtù. Perché a volte non siamo pienamente contenti? Perché siamo accecati da dolori, lacrime e problemi? Perché ci manca la speranza, che se ci pensiamo e se diamo un rapido sguardo panoramico al Vangelo, appare come uno stile proprio, nell'attesa fiduciosa delle promesse divine di cui il Vangelo stesso è depositario. Per rinnovare la nostra vita cristiana, per darle il sorriso limpido dei figli del Vangelo, abbiamo ora bisogno di questa virtù, vissuta con perseveranza. Il Dio della speranza. Così San Paolo chiama il Signore. Sì, è proprio così, che il vero e unico Dio li riempia di ogni gioia e pace, le due cose che mancano al mondo, il dono che il cristiano deve fargli. Chiara Lubick, Scritti spirituali 2, l'essenziale di oggi, Cittanuova Editrice. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno.